Iniziativa che è stata sollecitata da più parti attraverso una ricerca o confronto con le persone che dopo si presenteranno. Siamo arrivati a proporre a Rigonza via sperimentale su 3 vie, cioè su via Bosco, via Carpane e via San Gregorio Bernardino. Siamo arrivati a sperimentare questo tipo di educatore della velocità dei conducenti di autoveicoli e il responsabile Andrea Sanzi che ha proposto il progetto qui a Rigonza. Io mi chiamo Paolo Doyle, sono invece il coordinatore della parte progettuale del progetto Noi Sicuri, che è un progetto che opera a livello nazionale ormai da alcuni anni, si può dire che c'è nato nel 2006 più o meno. Progetto che opera da sempre nel settore sicurezza stradale, toccando il delicato binomio sicurezza-controllo, velocità-controllo, quindi sul tema che voi sapete negli ultimi anni ha generato molte discussioni. 2 parole di presentazione anche da parte mia di questo incontro, fortemente voluto e proposto sempre all'amministrazione come coronamento poi di un lavoro fatto anche poi su strada, come avete visto già essersi fatto qui a Rigonza. Sicuramente il compito mio di questa sera è fornirvi tutte le spiegazioni del caso su questo curioso oggetto che avete visto crescere un po', spuntare un po' come funghi su alcune strade, e sicuramente cercherò di soddisfarvi tutte le curiosità, ma prima facendo una carrellata sulle funzioni, poi essendo a vostra disposizione per eventuali domande. Devo però precisare un po' meglio l'ambito, nel senso che il sistema non è un sistema fine a se stesso, cioè non siamo qui a presentare un oggetto, siamo qui a parlare di un progetto con una serie di aspetti molto più articolati che non la semplice cabina. È come un po' se prima di parlare di una soluzione volessimo parlare del problema, perché poi usare soluzioni tecniche senza una motivazione sarebbe sciocco. Si tratta quindi di capire qual è il problema che c'è a monte di questo sistema, perché si arriva a mettere su strada determinati sistemi, cosa c'è dietro in termini di studio, in termini poi di problematiche pratiche. Per cui vi parlerò un po' più compiutamente di questo progetto che è, lo dico solo rapidamente in questo modo, fatto da una serie di attività fra di loro molto correlate. Per quello che abbiamo usato l'immagine degli ingranaggi, ci sono attività tecnologiche, di consulenza normativa, di educazione, di comunicazione, cioè tutte attività che se non sono fatte all'unisono molto spesso fanno fallire il progetto stesso. Quindi la sicurezza stradale è un insieme di tanti fattori molto complessi. La soluzione non può che prevedere una serie di interventi altrettanto articolati e fra di loro molto Devo dire che la sperimentazione ha avuto un esito molto positivo e questo nuovo sistema di moderazione e di educazione alla velocità sulle strade più trafficate ha dato ottimi risultati, con un ottimo riscontro anche da parte dei residenti, che si sono visti letteralmente cambiare la vita da una vita vissuta in modo pericoloso sulle strade invece a una vita più tranquilla, apprezzata sia comunque dai residenti ma anche dopo alla fine da chi deve percorrere le strade tutti i giorni, perché in fin dei conti correndo solo un po' più piano si va tutti più sicuri.